Vieni, vieni. Oggi cuore caldo alla Nutella. Voglio, iniziatevi a riempire 10 bicchierini non pieni, guardate. Questa è la tacchetta e li mettiamo in freezer con la Nutella, mi raccomando. Per fare il cuore caldo ci occorreranno 5 uova, ve lo faccio fare a bicchiere, 2 bicchieri di farina, un bicchiere di cacao amaro, un bicchiere di zucchero e 200 grammi di Nutella. Andiamo a rompere le uova. Andiamo a montare le uova e lo zucchero. Facciamo venire una bella spuma. Uniamo i 2 bicchieri di farina, piano piano, uno alla volta, 1 e 2. Adesso uniamo un bicchiere di cacao amaro. Adesso uniamo la Nutella, uniamo un bicchiere di latte e mescoliamo bene 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 bene. Mezzo bicchierino di olio di semi di girasole e continuiamo a mescolare. Stampini imburrati. Li riempiamo con l'impasto al cioccolato, mi raccomando non superate il bordo, Ecco qua, vedete? Adesso ho tolto la Nutella che avevo messo a congelare, così faccio un po' di pressione nel tortino. Ecco qua. Fate questo inciuciamento, accendetevi il forno a 170 gradi. Adesso in forno a 170 gradi per 15 minuti. Mamma mia ragazzi, guardate qua. E che profumo. Ecco qua, 1, 2 e 3. Assaggiamo? Ecco qua, guardate. Voglio, guardate qua, mamma mia. E se lo facete pure voi, chi sto cuore caldo, scrivetemi nei commenti.